Buonasera a tutti, amici azzurri, e come sempre, sempre forza Bravo, e vai, grande vittoria, grande il nostro dio della guerra, Gonzalone Higuain. Voglio, aspettate. Ecco, andate! Due, tre, fa mocca, mischietta di mosche, ma mo dicitemi una cosa a me, ma quando mai i mosche stanno a Virne? I mosche stanno a stagione, perciò a me schiattate tre babà, bello zuccuso di rum, grande, non ci sta niente da fare, voglio. È vero che 3-1 è un bellissimo risultato, però voglio, parliamoci chiaro, è quasi una qualificazione in cassaforte. Certo, 3 o quarto voglio dire, maronna, ci stai, belli sti moschi, mamma così, è sempre Higuain, sempre Gonzalone, e tu la faccia vostra e chi dice che Terezza è meglio di Gonzalone. Ma quale film avete fatto? Ma quale film avete fatto? Ma quale film? Usate una maniera di scema a chi paragona uno. A parte che sono due caratteristiche un po' diverse, ma non c'è sta pianeta, non c'è proprio pianeta. Gonzalone, quando piglia la palla per Castiglio, non ci sta niente da fare. Grande Napoli, grande. Certo che il primo gol è stata proprio una mazzata, sempre come da calcio d'angolo, da tiri da fermo, sempre perché noi teniamo una difesa in mezzo, che guardiamo io quando tirano capo. Ma mi rammarico troppo per quel 4-1 mancato, però voglio, come aiuto io, e mi ha schiattato, questi tre mosche, e tre mosche che a zanzariere, però mi faccio meraviglia come stanno i mosche un mese che fa freddo ancora, i mosche stanno a stagione, ma vanno schiattati, infatti tre purpette, babà, limone, come volimmo chiamare. Grande Napoli, grande, mamma mia. Allora, voglio dire una cosa a Benitez, voglio precisare, ma stu caie con, no? Ma perché non facciamo assettare un mese in coppa la panchina? Si sta sfastriato, perché non se ne va? Ma com'è possibile? Ho sempre senso che io non lo so, non lo so, c'è addirittura talmente dalla foga, no? Che stava doveva giocare in Napoli, che non me ne c'è accorto, manca che Gabbiadini non ci stava in coppa la panchina. Figurati, perché non mette a Gabbiadini? Figuratevi, non me ne c'è manca accorto che Gabbiadini non ci stava in coppa la panchina. Talmente che stava pigliato chi ne euforia. Perciò anche stasera si gode come un riccio ingrifato. Un riccio goduto. Bello, troppo bello. Mi dispiace per il Torino che ha perso, devo essere sincero, mi dispiace per il Torino perché a me il Torino mi piace, è una bella squadra. Aspettate un momento perché non mi ricordo l'Inter che ha fatto, voglio, facile mi pare l'Inter che ha fatto. Mannaggia Alibaba, mannaggia l'Inter che ha fatto, non si vede, non lo so l'Inter che ha fatto l'Inter? 17, niente di meno, mamma mia, voglio comunque sto godendo, so che la Roma si ha pareggiato 1-1, niente, l'Inter sa ce l'ha persa, però pure mi dispiace, però mi godevo che sai si perdeva, godevo proprio al massimo. A me l'Inter che ha perso mi dispiace, diciamo non mi ricordo se ha perso 4-1 io non mi ricordo, sinceramente non mi ricordo, però voglio vedere, vedo in diretta con voi,
diretta con voi e mi dice che la Fiorentina ha pareggiato 1-1. Il Napoli ha ucciso 3 mosche, ha schiettato bella zugoso, ma non è mosche, è babà, bello zugoso, che la mosca fa schifo. L'Inter che ha fatto l'Inter, mannaggia, l'Inter ha perso 3-1, ha perso, a rischio qualificazione, anche il Torino, però vabbè, noi guardiamo a noi, si romanacci catenacci a sicchi e merda, ma ce l'hanno in casa la partita. Spero che Mondelli, il grande Mondelli rimonta questo, Mondelli rimonta. Speriamo. Ma io adesso vi saluto con un grande forza Napoli, perché tutto il resto è sempre munnezza e sicchi e merda. E moschi schiacciati. Ciao, un bacio e forza Napoli!